Bentornati sul nostro canale. Come ogni venerdì ci dedichiamo ai lavori che dobbiamo fare in questo periodo e quindi dedichiamo un video apposta appunto a quello che stiamo facendo durante la settimana. Oggi siamo partiti prestino e ci dobbiamo dedicare a attaccare vari mezzi e vari trattori, alcuni attrezzi che usiamo durante il periodo della vendemmia, perché ormai la vendemmia è imminente e dobbiamo organizzarci, dobbiamo organizzare tutti quelli che sono le lavorazioni, i lavori che dovremo andare a fare durante appunto questo periodo molto intenso per noi, e quindi dobbiamo far sì che ogni attrezzo che ci servirà, che sarà utile durante la vendemmia, sia già attaccato ai vari trattori, pulito, messo in ordine, controllato, in modo tale che poi in questo mese e mezzo, 2 di vendemmia ci siano meno intoppi possibili e quindi siano fatte le corrette manutenzioni, le corrette pulizie e andiamo a controllare se ci sono alcune cose da andare a sistemare. Ecco, è importante che ogni attrezzo sia messo in condizioni di lavorare bene, perché appunto il momento della vendemmia è super intenso e ci sono giornate che devono essere molto organizzate e ogni lavoro deve essere incastrato in modo corretto. Noi siamo organizzati così: praticamente abbiamo un trattore senza cabina, il Ferguson, quello che abbiamo fatto il video della legatrice per capirsi. Quello gli attacchiamo la vaschetta, il muletto diciamo per l'uva, che è appunto questa vasca che ha la capacità di circa 5, 6, 7 quintali più o meno di uva, e a cui appunto andiamo a inserire, a svuotare dentro le cassette di uva, e poi questo muletto ci serve da caricare l'uva nelle carrette. Per quanto riguarda i rimorchi, appunto le carrette, abbiamo 2 tipologie di carrette: una è una dei Donè ed è ribaltabile sui lati, però all'interno di questa carretta noi dovremo applicare un telone per uso alimentare, e quella andrà attaccata al TNF. Mentre poi abbiamo una vasca d'acciaio, quella non serve a metterci il telone perché appunto l'acciaio è un materiale compatibile appunto con gli alimenti, e in quel caso lì lo andiamo a attaccare al nostro Lamborghini da 140. Ecco, questi sono i principali attacchi che noi facciamo. Poi abbiamo sempre la cimatrice pronta all'uso, perché se magari nel frattempo, in questi mesi, le femminelle si sviluppano e c'è necessità di andare a cimare per velocizzare le operazioni di vendemmia, abbiamo sempre la cimatrice attaccata al Dorado, e poi abbiamo la defogliatrice attaccata al Same 100, che ci aiuta anche in quel caso lì nella vendemmia subito manuale, perché va a esporre meglio i grappoli e quindi gli operatori, i vendemmiatori sono più veloci, sono messi in condizione appunto di vedere meglio l'uva, e quindi le operazioni di vendemmia si svolgono in modo più veloce. Allora, come primo lavoro abbiamo pensato di attaccare il Lamborghini alla vasca d'acciaio, e adesso dobbiamo fare un po' di retromarcia, andare a attaccare l'occhione in modo tale che dopo sia collegato appunto al rimorchio il trattore, e poi andiamo a attaccare i vari spinotti, le varie distributori e l'impianto freni e le luci. Allora, noi adesso abbiamo attaccato il timone al trattore e abbiamo quasi finito di attaccare le varie, diciamo, gomme dell'olio. Ecco qua, questa era l'ultima, in modo tale che vadano a comandare i vari comandi appunto della carretta. Per quanto riguarda poi il rimorchio, dobbiamo finire di attaccare l'impianto frenatura d'aria. Questo rimorchio frena d'aria, quindi ha frenatura pneumatica. Adesso qua un po' duretto. Eccolo qua. Questo è andato inserito, e abbiamo inserito qua l'impianto luci. Allora, adesso come lavoro da fare qui è staccare il trincia al trattore, al TNF, in modo tale che poi sia libero, e l'attacchiamo a quell'altra carretta, la celeste, che adesso dovremo lavarla e prepararla appunto per la vendemmia. Allora, adesso abbiamo staccato il trincia, andiamo a dargli una pulita col ghibli qua dietro a tutta la parte posteriore del trattore, e dopo andiamo a cambiargli l'attacco del trattore in modo tale da mettere quello più rinforzato, che è più adatto al trasporto delle carrette più pesanti.
noi adesso andiamo a sfilare questo gancio traino, che è quello più sottile, e andiamo a sostituirlo con quello più grosso. Vedete la differenza tra questo che usiamo per esempio per trainare l'atomizzatore durante l'annata, diciamo durante l'estate, primavera-estate, rispetto a quest'altro gancio che utilizziamo adesso per trainare la carretta, che ovviamente ha un peso maggiore, per cui è utile avere un gancio traino adeguato a questi tipi di lavori. Adesso andiamo a fare l'operazione contraria, quindi dobbiamo inserirlo su questa slitta qui. Un po' di... eccolo qua. Allora, più o meno come altezza indicativamente credo che così possa andare. Poi eventualmente vediamo vicino alla carretta se dobbiamo regolare l'altezza di questo occhione. Ecco, anche in questo caso andiamo a mettere il gancio traino in modo tale che la carretta sia collegata al trattore e che non scappi via. E poi abbiamo tubo dell'olio e dei freni da inserire, ovviamente anche i fanali da collegare. Eccolo, colleghiamo i fanali prima di tutto e dopo dovremo dare una controllata a vedere se fanali, frecce vanno tutti, perché è molto importante quando si va su strada ovviamente avere la carretta che abbia le segnalazioni luminose corrette. E adesso attacchiamo i freni ad aria. Un'ultima cosa, andiamo a collegare questo tubo che è responsabile del ribaltamento della carretta, cioè attraverso la mandata dell'olio siamo in grado di alzare o abbassare la carretta. Ecco, un altro lavoro che dobbiamo fare su questo rimorchio è quello di andare a applicare l'ultima porzione di sponda, che è un modulo che si può togliere e mettere, perché si vede che l'ultimo lavoro qui è stato fatto. Questa carretta non ci serviva, o anzi era di impedimento, magari dovevamo caricare qualcosa e quindi ci dava fastidio, l'abbiamo staccata, però adesso in vendemmia dobbiamo andarla a riattaccare in modo tale che tutte le sponde siano alla stessa altezza, in modo tale che dopo dentro ci mettiamo questo telo che dicevo a uso alimentare e possa avere la massima capacità. Allora adesso andiamo a mettere queste cottigliette, che così la carretta è stabile, diciamo la sponda è stabile. E mettiamola sul sicuro. Adesso non ci resta che agganciare questi attacchi, questi ganci, uno da una parte e uno dall'altra. Ecco, adesso andiamo a pulire la carretta, andremo ad aprire un po' le sponde e a metterla un po' in obliquo con il sistema idraulico, così l'acqua drena verso il basso, e dopo dovremo ingrassare ralla e i freni e le balestre. Ecco. Adesso che abbiamo lavato la parte sotto del pianale, abbassiamo il pianale e andiamo a lavare la parte interna della carretta.
Ecco, vedete, qua ci sono i rimasugli di segatura, quindi l'ultimo lavoro probabilmente che ha fatto questa carretta è quello di portare a casa un po' di legna, per cui appunto adesso andremo a pulire, a tirare via tutto, in modo tale che poi possiamo applicare il telone e ci sia un ambiente più pulito possibile. Adesso che l'abbiamo lavata andiamo a mettere una catena trasversale più o meno a metà della carretta, che passi in questo modo, perché la distanza tra il montante posteriore e quello anteriore è abbastanza ampio e c'è il rischio che col peso dell'uva forzi sulla parte laterale delle sponde e le bombi, diciamo le storga, e quindi rischiamo appunto dei danneggiamenti alla carretta e anche magari di perdere il carico. In questo modo sono praticamente una struttura che va a stringere e a tenere ben compatte le sponde per evitare rischi. Ecco, questa è la catena che dicevamo, che appunto va ad aiutare le sponde a tenerle belle strette. Questo montante va su un lato, quest'altro sull'altro, e la catena passa in mezzo al centro della carretta. Ecco, allora adesso che abbiamo messo anche la catena, non ci resta che andare a mettere il telone, che così questa carretta di fatto è pronta e manca solo da essere ingrassate le balestre e la parte del gruppo frenante. Ecco, allora adesso abbiamo tirato fuori il dumper e gli diamo una lavata tutta alla vasca in modo tale che sia pronta per ricevere le uve, poi diamo una lavata al pianale e ingrassiamo tutto quello che sono gli ingrassiatori presenti sull'asse sterzante, sulla parte dei freni, balestre, tutto quanto, in modo tale che sia pronto all'uso. Ecco, allora adesso noi attacchiamo il muletto. Per fare questo dobbiamo prima attaccare i tubi dell'olio
che così riusciamo a regolare il terzo punto, che è il terzo punto è idraulico in questo caso, così riusciamo ad avvicinare appunto il muletto al telaio, al trattore, e poi di fatto siamo pronti. Dovremmo dargli una bella lavata e una controllata che tutti i movimenti li faccia in modo corretto. Perfetto. Ecco, allora noi abbiamo attaccato questo muletto che è indispensabile nel nostro sistema di raccolta dell'uva, perché noi andiamo a svuotare le casse all'interno appunto di questa vasca, la quale è dotata di 3 movimenti che la fanno avvicinare al trattore, quindi si può lavorare un po' su un asso obliquo, e poi hai 2 movimenti principali che sono l'alzare tramite dei pistoni tutta questa vasca per diversi metri, e poi un altro sistema che la fa svuotare all'interno della carretta. Con questo sistema noi riusciamo a gestire tutta la vendemmia manuale in modo tale da svuotare poi appunto nel rimorchio tramite il movimento che l'aiuta a svuotare, e poi possiamo conferire il rimorchio nella vasca di raccolta delle uve. Allora noi siamo arrivati alla fine di questo video. Noi adesso andiamo a lavare il muletto e gli mettiamo dentro le cassette vuote, così siamo ufficialmente pronti per cominciare la vendemmia. Grazie di essere stati con noi, di averci fatto compagnia, speriamo che i contenuti vi siano stati di interesse. Seguite il nostro canale, attivate la campanella così avete le notifiche, e ci vediamo la prossima settimana, il prossimo venerdì.